Al TTI Sardegna anche i consorzi. Di che consorzio fate parte e perché è importante la vostra partecipazione qui? Il nostro consorzio si chiama Agenzia Turistica Costiera Solcitana, raggruppa operatori pubblici e privati dell'area della costa sud-occidentale della Sardegna che va da Capoterra fino a Sant'Adi. Quanti comuni siete? I comuni sono 7 e gli operatori privati che in questa fase stanno aderendo sono gli albergatori della costa e i fornitori di servizio sempre della costa. Quindi una sorta di mix pubblico-privato e un mix produttivo che paga? Certo, direi di sì, perché l'azione congiunta di promozione del territorio deve essere svolta appunto con una sinergia fra l'azione del pubblico e del privato in ruoli distinti. Il pubblico sicuramente deve farsi carico delle responsabilità di infrastrutturare il territorio, di dare servizi efficienti in modo tale che gli operatori privati possano presentare un'offerta appetibile e soddisfacente. Cosa le sembra questo primo giorno di contrattazioni? Intanto l'iniziativa va dato atto alla Regione che è un'iniziativa interessante, qui da un punto di vista magari organizzativo qualcosa può essere fatto meglio, però è uno... Per esempio? Ma io potrei fare un'osservazione per quanto riguarda la posizione assegnata ai consorzi. In effetti la separazione che c'è stata fra le zone di contrattazione dei consorzi e quelle degli operatori privati non ha consentito ai buyers magari una facilità di accesso per i contatti e la zona dei consorzi è stata un po' penalizzata. Avete però adesso a vostra disposizione un questionario dove potete indicare queste cose, un suggerimento utile anche per il prossimo anno, ci sarete? Sì, certamente sì, io infatti questa considerazione l'ho fatta e l'ho scritta nel questionario, è una osservazione sicuramente in positivo perché comunque voglio ribadire che l'iniziativa è valida, anzi la Regione fa bene a portare avanti iniziative di questo genere, a favorire l'incontro fra domanda e offerta e comunque sono delle occasioni di confronto importanti che possono far crescere l'offerta turistica della Sardegna. Che tipo di contatti avete avuto, che tipo di buyer e quindi anche zona di provenienza? Per quanto ci riguarda abbiamo avuto dei contatti con buyer dei paesi dell'est, 2 dalla Russia, 1 dalla Repubblica Ceca, alcuni contatti con degli operatori italiani. Insomma un po' diversificata la proposta, qualche francese. Quindi la Sardegna si vende bene? La Sardegna è appetibile, si vende bene, è legato a tutta una serie di variabili che come si sa la nota dolens è sicuramente quella dei trasporti, lì deve essere sicuramente fatto di più e di meglio e anche in fretta perché comunque il mercato si muove con diciamo ritmi che ci bypassa molto facilmente perché poi è inutile nasconderlo, in un rapporto qualità-prezzo noi siamo fortemente svantaggiati. La terra è appetibile, come tutti noi sosteniamo che la Sardegna è bella, bellissima, il Presidente ha detto che è un continente, sì, ha tutte queste grandissime opportunità, però per venderla bisogna sicuramente risolvere tutti i problemi a monte che conosciamo, sì, i problemi si conoscono, adesso bisogna iniziare a risolverli. Va bene, un buon auspicio. Grazie.